La dattilografia non è solo essenziale se fai un lavoro in cui devi essere efficiente e ridurre la fatica perché trascorri la giornata lavorativa davanti al computer. Se usi il computer per preparare le lezioni, gli esami e le valutazioni dei tuoi studenti, se usi il computer per scrivere l'anamnesi dei tuoi pazienti, se lo usi per scrivere le tue ricette, i tuoi segreti di bellezza, i tuoi progetti fai da te, la cura delle tue piante, i tuoi consigli meccanici, la pianificazione e la cronaca dei tuoi viaggi, i tuoi trucchi per il cucito, i tuoi bollettini meteorologici. O se lo usi per scrivere i tuoi articoli sul comportamento delle nanoparticelle, devi imparare a digitare. E congratulazioni, sei nel posto giusto. Se questo corso ti sta piacendo, non dimenticare di mettere un like. Se vuoi sostenere la continuità del corso, inviaci un super grazie. Se l'hai già fatto, grazie mille. Grazie davvero. Fai ancora un favore alle persone che non sono ancora brave con la tastiera, condividendo il video sui tuoi social network. Dato che devi imparare a digitare, nell'esercizio di questa lezione ci eserciteremo a premere il tasto della lettera P. 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 Ripeti mentalmente o ad alta voce, se ti è possibile, la digitazione di ciascun tasto. P. P. Prima di iniziare l'esercizio, si consiglia vivamente di allenare il movimento delle dita. P. L. Per favore, prova a premere consecutivamente la P e la L. P, L, P, L, P, L, P, L, P, L, P, L. Poi la digitazione consecutiva della P e della R. P, R, P, R, P, R, P, R, P, R. Dopo aver interiorizzato il movimento delle dita, puoi iniziare l'esercizio. In bocca al lupo! Questa è una videolezione del corso di dattilografia di interdidattica.com. Puoi registrarti gratuitamente per salvare i risultati dei tuoi esercizi oppure lo puoi seguire a modo tuo. È disponibile in altre lingue e per diverse tastiere. Se lo stai guardando su YouTube, nella descrizione ci sono i link per iscriverti, per cominciare il corso e per fare questo esercizio. E puoi anche iscriverti al canale, mettere mi piace e lasciare le tue domande e commenti.